Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca, brutta sorpresa al rientro dalle vacanze per diversi residenti di Udine. Un intero condominio posto nelle vicinanze del centro storico è stato preso di mira da alcuni ladri acrobati la notte di Ferragosto. Un cittadino, svegliato dai rumori, ha visto due persone fuggire in bicicletta nel cuore della notte. Indagano carabinieri e polizia di Stato. Passano al settaggio un intero condominio di Udine ma scappano quasi a mani vuote. È successo la notte di Ferragosto a Udine quando alcuni ignoti sono entrati in una grande palazzina di Viale Volontari della Libertà approfittando del periodo vacanziero e dell'alta probabilità di poter agire praticamente indisturbati. Almeno 6 su 25 gli appartamenti messi a soqquadro dai malviventi che per entrare nelle abitazioni dello stabile signorile hanno scassinato porte, scardinato infissi e tagliato tende parasole. Per passare da un appartamento all'altro ed evitare di forzare le porte blindate più solide, gli agili rapinatori hanno pericolosamente scavalcato in 2 occasioni i parapetti dei terrazzi posti al 4° e al 5° piano. Fortunatamente magro il bottino complessivo del rastrellamento. Molte delle case visitate infatti erano in realtà sfitte o disabitate. I ladri sono riusciti ad arraffare solamente pochi contanti, ori e gioielli, lasciati sul posto invece tutti gli altri beni materiali più ingombranti come tablet, computer e cellulari. Un'impronta di scarpa è stata lasciata su una sedia, altri segni sono stati invece trovati all'ingresso del palazzo dove un complice, lasciato evidentemente di vedetta, ha segnato i campanelli delle vittime. Questo almeno è quanto risulta da alcune delle denunce consegnate al momento ai carabinieri e alla polizia di Stato del capoluogo udinese. Non è escluso inoltre che altri condomini di rientro dalle ferie in questi giorni possano aggiungersi alla lunga lista degli appartamenti rovistati. Proseguiamo con la cronaca. Un 77enne di Latisana è stato ritrovato ieri sera sul greto del torrente Chiusaforte, fortemente disidratato ma ancora cosciente, dopo essere stato notato da 2 passanti disteso a terra. L'anziano si trovava lontano da casa da sabato quando, come ricostruito dai soccorritori, era uscito per un'escursione. Dopo la segnalazione al 112 sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino di Cave del Predile, Moggia Udinese, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l'ambulanza. L'uomo, che calzava scarponi ed era vestito da escursionista, considerate le sue condizioni, è stato imbarellato e consegnato ai sanitari. Pare che abbia riferito ai soccorritori di essere arrivato sul torrente dopo aver percorso il vallone Blasic che conduce alla frazione Tamaras scendendo dal forum del Mus. Su quella via erano stati trovati sabato una torcia frontale e un berretto che l'uomo, anche se in stato confusionale, ha riconosciuto come propri. Un fatto che conferma come il 77enne abbia passato 3 notti all'addiaccio. L'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti. E ancora cronaca, anziché volare verso Londra è atterrato direttamente nel carcere di Gorizia. È la fine che ha fatto un passeggero straniero che a Ferragosto si è presentato all'aeroporto di Ronchi dei Legionari munito di passaporto falso. Poco prima dell'imbarco il 33enne ha tentato di oltrepassare la barriera dei controlli mostrando con una certa nonchalance il documento artefatto. I modi disinvolti non lo hanno comunque aiutato a superare le verifiche degli agenti della Polizia di Frontiera Marittima presenti nello scalo del Trieste Airport. Il 33enne è stato pertanto tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di Gorizia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Lo scorso 17 agosto il Tribunale di Gorizia ha convalidato l'arresto e rilasciato il nulla osta all'espulsione dal territorio nazionale. Voltiamo pagina, continua la battaglia dei sindacati a sostegno dei lavoratori della Wärtsilä di Trieste che ha annunciato 450 licenziamenti. CGIL, CISL e UIL hanno annunciato una grande manifestazione unitaria e azioni di protesta. Segretario, ci sarà una grande manifestazione a Trieste il 3 settembre. Sarà un modo per dire difendiamo la città e difendiamo le industrie. Noi vogliamo che questa sia una manifestazione che unisca i lavoratori di Wärtsilä, i lavoratori dell'industria, ma tutta la cittadinanza e la società civile del nostro territorio attorno a una vertenza simbolo della difesa di un comparto industriale che oggi rappresenta ancora prospettive e posti di lavoro per il nostro territorio e tutto il benessere del nostro territorio. Adesso in questo momento serve l'aiuto di tutti, abbiamo creato queste azioni congiunte, quindi parte metalmeccanica ma anche parte portuale per cercare di impedire l'uscita di questi motori, che è l'obiettivo che abbiamo fin dall'inizio con il presidio fuori dai cancelli di Wärtsilä e adesso che dovrebbe arrivare questa nave durante il weekend è nella non uscita di questi motori. Viene proclamato uno stato di agitazione che c'è già all'interno del porto e un'azione di sciopero a oltranza in modo che tutti i lavoratori che operano in questi settori qua blocchino tutte le attività previste per Wärtsilä. La solidarietà è un discorso che viene
assolutamente apprezzato, soprattutto per quanto riguarda i cittadini, gli altri lavoratori. Le istituzioni devono fare il loro lavoro, quello che all'inizio è assolutamente stato impostato, adesso devono essere conseguenti perché il tempo sta camminando, ormai siamo verso il 14 settembre che è la scadenza dei 2 mesi, da là in poi sarebbe molto difficile andare a discutere di un ritiro procedurale, di una nuova reindustrializzazione. Quindi noi abbiamo la necessità che sia da parte del Comune, Regione e Ministero, come da ben principio si erano esposti, continuino e siano conseguenti alle loro azioni. Torniamo a parlare di West Nile perché è slittata a questa notte, a partire da mezzanotte, la disinfestazione straordinaria antizanzare in 6 comuni a nord di Udine. Prevista per ieri, il poco preavviso ha spinto cittadini e sindaci a chiedere il rinvio. Questa notte quindi porte e finestre chiuse e animali al riparo. Disinfestazione straordinaria notturna? Anzi no. È ciò che è successo in 6 comuni dell'Interland settentrionale udinese questa notte, con un allarme partito dal tardo pomeriggio e che ha scatenato polemiche in ogni dove. Non tanto per la necessità di fare la disinfestazione antizanzare, visto l'aumento dei casi di West Nile in Italia e alcune zanzare positive al virus a Tavagnacco, ma per le tempistiche dell'avviso. Pagnacco, Tricesimo, Reana del Roiale, Povoletto, Udine e la stessa Tavagnacco sono state attraversate da un tam tam di messaggi e annunci. Dopo il ritrovamento di alcuni insetti positivi al West Nile nella frazione di Degliacco, la regione ha deciso una disinfestazione adulticida, quindi mirata alle zanzare adulte, in un raggio di 4 km intorno alla zona del ritrovamento. Solo che l'annuncio, tardivo, ha allertato decine di cittadini che si sono trovati a far fronte alle stringenti, per motivi di salute pubblica, necessità legate alla disinfestazione. Animali all'interno, divieto di aprire porte e finestre, non stendere fuori la biancheria e finanche invito a non consumare e raccogliere ortaggi in prossimità delle strade comunali per le successive 72 ore. Da qui il dietrofront richiesto dalle stesse amministrazioni comunali per allertare al meglio i cittadini. Ma si tratta solamente di un rinvio, perché la disinfestazione sarà riorganizzata per questa notte, con prima un incontro tra il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi, il direttore centrale salute Gianna Zamaro, il direttore del servizio prevenzione e sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Manlio Palei e i 6 sindaci nei cui territori, a partire da mezzanotte, sarà effettuata la disinfestazione. Sanità, l'Istituto dei Tumori di Aviano apre le porte a nuove figure del mondo della ricerca attraverso 9 bandi. È il primo reclutamento dopo la riforma del comparto sanitario. Il CRO di Aviano punta su nuovi professionisti e lo fa attraverso 9 bandi di concorso, i primi 5 appena pubblicati in Gazzetta Ufficiale, per l'assunzione a tempo determinato di 2 nuove figure, i ricercatori sanitari e i collaboratori professionali di ricerca sanitaria. Le assunzioni, fanno sapere dall'Istituto dei Tumori, avranno la durata di 5 anni, rinnovabili per altri 5 in seguito a valutazione positiva. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 18 settembre. Si tratta del primo reclutamento per nuovi ricercatori al CRO dopo la riforma del comparto sanitario per la ricerca da parte del Ministero della Salute, che ha previsto queste 2 nuove figure professionali per gli istituti pubblici di ricerca. Nella prima fase di applicazione della riforma ministeriale, tra il 2019 e il 2022, sono stati assunti al CRO 34 ricercatori e 24 collaboratori alla ricerca già in servizio nell'istituto, con rapporti di lavoro flessibile o titolari di borse di studio. In seguito al chiarimento delle regole per le nuove assunzioni attraverso appositi concorsi, vengono ora bandite le nuove posizioni. Al termine del secondo periodo contrattuale, in presenza di valutazioni e performance positive, il personale interessato potrà essere inquadrato a tempo indeterminato. Questi bandi sono un segno importante di vitalità del mondo della ricerca dopo un periodo di profonda riorganizzazione e dopo le limitazioni a cui ci ha costretto anche il Covid, spiega il direttore scientifico del CRO, Silvia Franceschi. L'inclusione con pari dignità e con remunerazione di partenza simile della figura del collaboratore alla ricerca, oltre che del ricercatore, rispecchia il crescente bisogno dei nostri centri di professionalità con competenze tecnico-gestionali, conclude, che migliorino la competitività scientifica internazionale del nostro Paese. E ora al mare perché procede l'iter di ristrutturazione di Terrazza Mare a Lignano. Oggi l'assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini ha fatto il punto in municipio con l'amministrazione comunale. La Regione ha ulteriormente pensato di stanziare fondi per questa realizzazione, per questo progetto. Buongiorno, innanzitutto le promesse vanno mantenute, così mi hanno insegnato. Io avevo garantito
importanti risorse per questa importantissima località del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta una fetta importante del prodotto interno lordo per quanto riguarda il turismo e anche l'occupazione, e così è stato fatto. L'abbiamo fatto in più tranche, sia con delle stabilità sia con degli assestamenti, al fine di garantire il ripristino di due cartoline, io le definisco, una l'eccellenza della terrazza mare, che necessitava davvero di un restyling, dove abbiamo messo 13 milioni di euro con l'assestamento ultimo, quindi c'è una cifra importante, ma anche circa 6 milioni di euro messi per l'arena Alpe Adria, anche questa al fine di garantire l'utilizzo della stessa per 365 giorni. Quindi insomma, la dimostrazione di quanto la Giunta Federica sia vicina a Legnano Sabbiadoro, come ad altre località che possono davvero per il Friuli Venezia Giulia garantire molto. 6 anni fa, alle 3:30 del mattino, una scossa di magnitudo 6.0 rade al suolo i comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. È la prima di una serie di scosse che porterà a 299 vittime. 3:36 del mattino, in una calda notte di fine agosto. La terra trema 6.0 di magnitudo, distruggendo case, strade, paesi interi e vite. Solo con le luci dell'alba, 2 ore dopo, si ha reale contezza di ciò che è successo. I paesi di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e decine di altri borghi e centri più piccoli sono scomparsi, sostituiti da macerie e lacrime. È il terremoto del centro Italia, la prima scossa di uno sciame che durerà per i mesi successivi, che esattamente 6 anni fa riporterà la paura del terremoto in tutta Italia. Saranno alla fine 299 le vittime di solo quella scossa, di cui 237 ad Amatrice, 62 i comuni nel cratere sismico. E non poteva che esserci il Friuli Venezia Giulia tra le prime regioni a portare aiuto, con ancora nel cuore e nelle ossa la scossa del 6 maggio 76, che di vittime ne fece quasi 1000. La Protezione Civile friulana parte per costruire una tendopoli che accoglierà centinaia di persone in attesa di un tetto sopra la testa. La filiera del legno costruisce una struttura che contiene 8 ristoranti e una mensa scolastica in quello che era il cuore di Amatrice. E decine di altri esempi e impegni del Friuli Venezia Giulia per aiutare chi non ha più nulla, creando un rapporto di fratellanza ancora vivo 6 anni dopo. E in chiusura allo sport, notizia appena arrivata in redazione, l'Udinese annuncia di aver presentato ricorso d'urgenza contro la squalifica di 2 giornate combinata a Neuen Perez, il difensore che salterà le 2 prossime partite. E per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con l'appuntamento degli approfondimenti di A Voi la Linea.